Esordio vincente quello dell'Agragas di Lello di Napoli ieri all'Esseneto nel primo incontro dell'anno con la neomatricola della Lega Pro Siracusa allenato dal tecnico Andrea Sottil. Ottimo il bottino portato a casa dalla squadra del presidente Silvio Alessi, 3 gol, una rete annullata a Gomez per sospetto fuorigioco di Salandria e un palo di Salvemini. Sono stati la conferma che la squadra c'è, esiste e ha in embrione un'ottima personalità. Una squadra fatta da giovani che ha vinto e convinto alla sua prima uscita in un Esseneto che ha registrato già una buona affluenza di pubblico, sono 1199 gli spettatori, questo è il dato comunicato dalla società, ma che vede ancora tanta gente aspettare in una lunga fila sotto un sole cocente per l'acquisto di un biglietto, forse è consigliabile un altro botteghino in altra zona del campo che servirebbe meglio a smaltire la lunga coda che ieri si è registrata prima della partita. Ma tale atteggiamento è anche da considerare un buon inizio per la squadra, un entusiasmo che si è visto crescere giorno dopo giorno grazie anche agli allenamenti a porte aperte che la squadra formata da Peppino Tirri ha fatto fino ad ora. Ma tornando alla partita si è visto sin da subito il diverso passo tra la nostra squadra e il Siracusa, che è una squadra lenta che ha bisogno ancora di rodare. Il primo gol non tarda ad arrivare, appena al decimo del primo tempo e Carrotta mette in aria un assist per Longo che di testa insacca la porta del portiere del Siracusa D'Alessandro. Timida la reazione degli aretusei che non riescono a essere pericolosi. L'Agragas macina gioco, fluido, con una buona organizzazione della palla e al 30° Salvemini impegna severamente il portiere del Siracusa. 2 minuti più tardi Gomez segna la seconda rete, ma il Guardanini annulla per sospetto fuorigioco di Salandria che partecipava all'azione. Ma alla fine del primo tempo ecco il raddoppio dell'Agragas ancora con Longo a conclusione di una bella azione personale. Nel secondo tempo il Siracusa tende a reagire con l'ingresso di nuovi giocatori e cambi tattici. Entrano De Zai, Samba e Longoni, ma nulla può contro la difesa cragantina che ben schierata non va a penetrare il Siracusa. Anzi arriva la terza rete a opera del neoentrato Zanini che al 70° prende il posto di Carrotta ed è il 3-0. Di Napoli nel secondo tempo effettua altri dei cambi, Le Vecchie all'88° per Gomez e Coppola all'85° per Longo. Ottima la prestazione del neoportiere Pane che non fa rimpiangere gli ex Bono e Maurantonio che si è contraddistinto con 3 interventi che hanno impedito ai siracusani di fare gol. Adesso per la Coppa Italia il Siracusa attende il Catania mentre l'Agragas osserverà un turno di sosta.